al momento non mi è stata fatta nessuna telefonata dai vertici del partito e quindi sono in attesa di capire anch'io di cosa stiamo parlando. Lo ripete Alberto Villanova, consigliere regionale, lo ribadisce anche Fabrizio Boron. Nessuna comunicazione è arrivata ai consiglieri regionali del Carroccio se non ai capogruppo. Dovessero insomma chiedermi questo obolo per le politiche, io faccio un ragionamento semplice. Alle regionali, i consiglieri regionali non solo hanno contribuito nella campagna elettorale, ma hanno dovuto anche prendersi le preferenze e quindi pagarsi la propria campagna elettorale. Oggi ci sarebbero dei parlamentari che io dovrei pagargli la campagna elettorale e penso che dovrebbero fare il stesso gesto che hanno fatto i consigli regionali, ovvero versano al partito il loro contributo e si pagano anche la campagna elettorale. Non credo sia corretto chiederlo a noi. Che si tratti di una prassi consolidata lo conferma il deputato Giuseppe Paolin. No, so che noi tutti ad ogni campagna elettorale siamo chiamati ad aiutare il movimento per affrontare le spese della campagna elettorale. Il sottoscritto poi è responsabile organizzativo e lo sa benissimo. Quindi non credo, adesso valuteremo la polemica che portata ha, ma non credo ci sia nulla di strano. Ognuno di noi versa una quota mensile per sostenere il movimento e anche per le campagne elettorali è lo stesso. A ribadire che si tratta di una prassi più che consolidata è anche il coordinatore veneto della Lega, il deputato Alberto Stefani. Pronta la replica di Alberto Villanova. Io nel 2018 ero già consigliere regionale e non mi ricordo di una richiesta di questo tipo, quindi per molti di noi è la prima volta che sentiamo parlare di questo tipo di richiesta di contributo. E appunto aspetto di sapere dai nostri vertici regionali e nazionali appunto qual è l'ammontare, qual è la richiesta effettiva, se c'è questa richiesta, per capire. Non ha nessuna intenzione di finanziare la campagna di seggi considerati blindati, il consigliere regionale Boron, che getta benzina sul fuoco. Io un contributo per la candidatura di un parlamentare che magari è in un collegio blindato e che non ha nemmeno la difficoltà di andarsi a prendere le preferenze non lo do.